siamo sul Ziele, come quasi tutte le industrie, ma soprattutto le miniere, dove alla miniera veniva affiancata anche la trasformazione, perché ci sono miniere che scavano solo minerale e poi magari lo trasportano col treno in un altro luogo dove viene trasformato in minerale. Queste miniere, avendo bassissimi tenori, la trasformazione avveniva in luogo. Per esempio, moltissime miniere del nord Europa o dell'Inghilterra non hanno le cokerie vicine alle miniere, venivano trasportati, scavavano carbone eccetera, poi le portavano in, diciamo, in una fabbrica che era la cokeria dove il carbone veniva trasformato, non ci interessa ora in questo momento, però non aveva questa, non produceva praticamente il metallo finito. Siamo in questo caso, siamo nella Miata, dove è provato che fino dai tempi diciamo etruschi, ma forse anche prima, qualche nostro vecchio antenato scavava queste pietre rosse perché le vedeva di un colore e di un colore stabile che non si ossidava nel tempo eccetera, per cui poi lo usava per mille motivi. Perché dico antichissimo? Le datazioni più lontane per dire che frequentazione hanno avuto questi luoghi stanno in quella stanzettina del Museo dell'Abbadia dove ci sono le famose 3 clave delle solforate, quei 3 pezzi di legno, oltre a tante pezzi di corna sempre lì dentro a quelle vetrinette. Poi le vedremo nei prossimi giorni o qualcuno l'ha già fatto. Poi insomma, stiamo parlando di, comunque siamo un gruppo che, però io queste cose posso raccontare anche a lui delle zappettine eccetera, lui dentro di sé si può mettere anche a ridere, ma serve per amalgamare un sistema che secondo me va portato avanti di inquadramento. Quando arrivi con un visitatore al Cielo devi partire da queste situazioni, magari molto più condensate di quelle che dico io. Quindi le frequentazioni sono antichissimamente alle solforate, meno a Badia, ma in questi luoghi quando scavavano sono state trovate cose strane e le mettevano poi nella direzione dentro qualche teca, alla fine qualche cosa è rimasto. Le clave, quei pezzi di legno, sono di 5300 anni circa fa. Siamo più o meno nello stesso periodo della prima piramide, quella di Giza o Giza come a volte la chiamano, quella più piccina, non quella di... Quindi siamo nello stesso periodo di quando è morto Ötzi, la mummia al Similaun, la ricordate quando trovarono quel ghiacciaio? Siamo in quel periodo, quindi nel Neolitico, quindi già a quei tempi conoscevano, qualcuno scavava, certamente non coi pozzi, coi martelli, si infrattava dentro qualche venta, come si dice in questi luoghi. E evidentemente questa fossa, questo torrente, questo Siele presentava degli affioramenti, correggimi geologo se dico termini sbagliati, senza vergogna, degli affioramenti che a quei tempi erano presenti e che conoscevano già bene. Gli Etruschi poi risalendo il Fiora e i suoi affluenti, soprattutto dalla parte di Santa Fiora, delle Solforate, del Morone, è provato dal fatto che i colori rossi sui vasi, in particolare di Vulci, ma anche di Tarquinia, e anche le pitture dentro alcune tombe di Tarquinia, hanno come colore stabile, che non si ossida nel tempo, un rosso fatto di solfuro di mercurio, di cinabro in sostanza, quindi macinato, impastato con l'olio, con l'albume, inventavano tutte queste cose per renderlo essiccato e stabile. Quindi il primo inquadramento quando si arriva in un luogo del genere bisogna un attimino non fare gli storici, ma almeno dargli due o tre informazioni di questo tipo.
Poi tutte queste aree sono sempre state più o meno con alti e bassi frequentate. In epoca medievale sappiamo benissimo da documenti che i padroni delle contee di Santa Fiora affidavano di volta in volta delle concessioni a qualcheduno e questo tirava fuori cinabro soprattutto per i colori. Apro una parentesi, la stabilità dei colori, cioè il fatto di trovare delle sostanze che mantenessero negli anni lo stesso colore, è stata una lotta nella storia dell'uomo costante per secoli e secoli. Tutte le Madonne che vedete, non so, nei musei senesi, specialmente che hanno quei mantelli neri, eccetera, o blu scurissimi, non erano in origine così scuri, erano quasi tutti di colore delle vostre borsine, celestini, poi si sono ossidati, ma basta, lo vedete anche se voi comprate un quadro di un pittore, ora un po' meno, Maimeri, una di quelle ditte che fornisce oli, fornisce colori stabili, ma l'ossidazione di una pittura nel giro di 10 anni avviene insomma, una reazione chimica che, vero Nando, noi chimici lo sappiamo, scherzo, naturalmente, avviene nel giro di qualche anno. Avere un rosso, specialmente un rosso stabile, è stata una conquista. Loro hanno capito, l'uomo ha capito, triturando queste pietruzze di solfuro di mercurio, di cinabro, che poteva ottenere un colore stabile. L'ultima delle scoperte in questo campo è stata quando hanno, sotto il Duomo di Siena, dalla parte di San Giovanni, la parte più bassa, aperto delle stanze e hanno trovato dei vecchi affreschi medievali risalenti ai primi secoli dell'anno 1000, e il sovrintendente Bagnoli, che è anche un amico, gli feci questa domanda e le fece analizzare un pezzetto di questo rosso, perché c'è tanto rosso in questo affresco, e lui mi disse è cinabro. Ora può darsi che l'hanno comprato anche a Idria o al Maden, fa una battuta, ma sicuramente questo cinabro è banale che provenisse o da qualche fosso d'Abbadia o da qualche fosso del Siele o del Morone, perché più o meno le miniere in Toscana sono queste, insomma c'è una minieretta verso Lucca, ma insomma robetta, no? Ecco. Quindi certo non ci sono documenti ancora visibili, bisognerebbe studiarle le cose, fare ricerche negli archivi eccetera, però anche se sono cose difficili, perché gli archivi finché si va dietro di qualche secolo si trova, ma quando si comincia ad arrivare all'anno 1000 alle pergamene non è che segnavano se avevano comprato una somma di cinabro da anni di bubola, insomma, la pigliavano e festa finita, no? Quindi è chiaro che diventa difficile, però questi sono dati importanti per dire che questi luoghi, cioè che la scoperta delle miniere, la coltivazione del cinabro alla fine dell'Ottocento, comunque dalla metà dell'Ottocento in poi, non è nata a caso, ha una coda lontana. Mi fermo qui, poi dovreste approfondire anche voi un pochino queste cose. Queste miniere sul fiume per questi due motivi: uno più antico, che era probabilmente, aiutami davvero qui senza battute, la geologia, penso che un fiume si è cominciato a incuneare nei punti dove certe fratture. Ecco, ho detto bene, no? Bene, sì, grazie dell'assistenza. Ma poi successivamente l'impianto sul fiume è perché l'acqua è una fonte di energia importante e serviva per lavare, per raffreddare, poi successivamente. Lì non è che c'era l'ARPAT o si preoccupavano, lavavano e via, giù per il fiume. E quindi Siele, il nostro sito. Questo è diciamo delle miniere dopo la rivoluzione industriale, è la miniera più antica, il che non vuol dire che, come ho detto prima, è questo il luogo dove hanno cominciato a trovare cinabro. Probabilmente la zona di Selvena è quella che ha più coda lunga, più lontano, anche perché si presta alla risalita delle città etrusche, insomma degli esploratori, diciamo, chiamiamoli così, etruschi, più che questa zona. Però comunque
Dobbiamo dire che l'uomo a quei tempi conosceva il territorio molto meglio di ora, nonostante avesse più difficoltà a frequentarlo, perché ora basta via la macchina, siamo al cielo, loro ci voleva un giorno a partire da Badia per dire vieni qua, no? Però la conoscenza proprio del singolo albero, del singola scogliera era indubbiamente più precisa. C'era un contatto con la natura eccezionale, no? Ecco. Fate conto, vi dico un'altra notizia che poi vi ripeterò quando si va a Badia, che nello scavo archeologico condotto quando, quando ho messo mani al museo dell'abbazia, alla ricostruzione dell'ala, è stato fatto uno scavo archeologico, poi giusto, ecco, abbiamo anche, vedi che siamo variegati. È stato trovato dall'Università di Siena, dove Niccolò ha studiato e collabora, delle frequentazioni dei cocci attici provenienti dalla Grecia, tanto per farla un po' più breve. Gli studiosi di quel campo dicono che probabilmente prima dell'abbazia, forse, chiaramente sono tutte ipotesi da studiare meglio, però esisteva un tempietto votivo etrusco. E che cosa serviva questo tempietto detto in soldoni? Quando arrivavano in una montagna che la ritenevano sacra, non è che pigliavano la motosega, tagliavano l'albero, caricavano il camion e andavano via, cioè c'era un rispetto verso la natura diverso, loro facevano un sacrificio, è come se dicessero: cara Tigna, dice che sia stata intitolata Tigna questa la nostra montagna. Cara Tigna, a Badia anche in questi posti si dicono quando la Tigna, cara Tigna, io oggi devo prelevare 3 cervi, ti porto un agnello, ti prego, fa che la caccia che avvenga bene, buonanotte, non facevano il segno di croce, ma comunque erano devoti a questa cosa e poi facevano il prelevo, sia che si trattasse di animali o legname o cinabro, se andavano a cercare di cinabro, quindi c'era un rapporto. Questa è la spiegazione di questi, come probabilmente era alle fonti del vivo, dove c'è la chiesetta, queste frequentazioni, questi tempietti votivi. È un po' come oggi il prete cattolico, se deve inaugurare una cosa, viene e benedice, no? C'è questa cosa, no? Quindi la conoscenza della montagna, del territorio era eccezionale. E le frequentazioni, l'abbiamo detto, questo fino successivamente all'epoca medievale. Nel Medioevo sappiamo della Rocca Silvana, lo diremo stasera, che è un po' tipo una tipologia simile a quella di San Silvestro. La conoscete San Silvestro? L'avete sentito dire questo sito a Maremma? Beh, ci torneremo stasera quando parleremo del Morone. Praticamente una rocca, un castello a presidio delle miniere, cioè si scava, si mette dentro, perché non è che le strade, i luoghi erano sicuri come ora. Tutte le notti era baraonda, probabilmente, rubavano, scassavano, quindi la rocca era... Ora! Ora C'è una ripresa. In effetti è una riflessione che si può fare, ora perché le bombole di mercurio pesavano, ma non so se oggi sarebbe possibile tenerle come le tenevano negli anni 50-60 a giro, no? Probabilmente qualche sera si portano via le borse accammiate dai borsetifici, a maggior ragione una bombola di mercurio che costava 500-600 mila lire a quei tempi, no, probabilmente veramente Qualcuno l'ha rubate, vabbè, ci sta, ma insomma, dai, qualcuno. Ho detto qualcuno, non ho fatto nome. Quindi, non la voglio fare tanto lunga, cerchiamo di saltiamo. Quindi l'epoca medievale, sappiamo. Poi a Selvena nel Settecento, lo vedremo stasera, l'avete visto anche nel museo, viene date altre concessioni, si comincia a produrre anche mercurio metallico, ma non è detto che il mercurio metallico sia una scoperta recente, non è detto, anzi. L'ho letto, la citazione risparmiamocela perché non me la ricordo, ma in alcune mummie egiziane sono stati trovati dei denti otturati con l'amalgama di piombo, quindi, e con tracce di mercurio. Quindi
gli egiziani conoscevano il sistema dell'amalgama, che è poi un altro aspetto che vedremo nelle prossime settimane, una delle grandi capacità che ha questo metallo strano, no? Quindi probabilmente anche le epoche antiche avevano capito che scaldando questi sassi, facendo il fuoco, qualche cosa avveniva, e ci torneremo però nelle prossime settimane. Saltiamo alla rivoluzione industriale, cioè quando l'Inghilterra capiscono che questo affare nero di cui erano circondati era carbone, che lo usavano, il mondo è strano, le cose avvengono veramente, non è che hanno scoperto il carbone alla fine del 600 o negli anni 700 in Inghilterra, ce l'avevano fra piedi ma non sapevano che farci da secoli. Qualcuno ci faceva un po' di fuoco, ma bruciare un carbone che non è trattato è come bruciare la breccia. Sì, un po' di fuoco lo fa, ma insomma non è. Avviene questa scoperta che praticamente viene trattato il carbone, ve la fa breve, e diciamo scoprono fino a un certo punto, perché già le Etruschi avevano capito come si estraeva ferro dai minerali contenenti ferro, e come si faceva la ghisa e poi l'acciaio, col sistema dell'altoforno, che è il sistema, chi è che raccontava prima, c'era la calcinaia qui sopra, no? Di voi chi l'ha vista? Come producevano la calce, no? Se volete vedere questa cosa, c'è una calcinaia. Io quant'è che le dico al comune di Castiglioni di investirci qualche soldo. Quando andate verso Montiere sulla sinistra c'è un elemento di archeologia industriale che secondo me per la montagna è importantissimo, sarebbe importantissimo sottolinearlo. E producevano la calce dai sassi, dal carbonato di calcio in sostanza, da certi sassi, non tutti, perché se cuoci il peperino non ci viene la Io calce. se vuoi vedere i sassi per fare la calcia, devo vedere. Sì, Non ho qui, guarda, anche quello, quel calcare lì è già da calce, per modo di dire. Uno strato di legna, di carbonella, di carbone, uno strato di pietra, un altro strato di carbone, via, fuoco da sotto. Tutte le volte veniva ricaricato con uno strato di carbone da legna e poi successivamente con uno strato di calce, non veniva mai spento, perché quando si spengeva un forno era un guaio, perché si incastrava tutto, e da sotto man mano veniva tirato via dei pezzi di calce, che poi veniva spenta. Io me la ricordo da ragazzino che quando costruivano le case facevano la buca per terra e spegnevano la calcina, perché mi dicevano sempre non ci cascate dentro perché vi taglia piedi. Lì da noi c'è sempre una fornace, L'hanno lasciata, ci Dov'è? tengono la legnaia, Saragiola. Ecco, non lo sapevo. ma lì non Vicino alla facevano chiesa. come hai detto te. Lì mettevano tutti i sassi intorno alla fornace dentro. e proprio li mettevano tutti per benino come se fosse un muro e poi facevano il fuoco dentro. Vabbè, E l'altro esiste sistema, sempre una sì, di queste questo è il fornaci. sistema etrusco, anche gli etruschi quando facevano fornetti più piccoli mettevano i minerali intorno al fuoco dentro. C'è vari sistemi, comunque il sistema è questo. In Inghilterra scoprono, noi siamo sempre avanti, i mediterranei, no? Ritrovano questa tecnica, e c'è l'esplosione mondiale dell'acciaio in sostanza, no? E quindi con questo sistema si comincia a cuocere anche il primo, si comincia a cuocere praticamente i primi esperimenti di cottura del minerale di solfuro, insomma di solfuro di mercurio, di cinabrio. Siamo diciamo all'inizio dell'Ottocento, metà dell'Ottocento, e poi la storia più recente ci porta fino agli anni 70 del Novecento. Il luogo, diciamo, industriale, stiamo parlando di industria perché a Selvena i fornettini di cui parlavo del Settecento sono ancora, diciamo, ascrivibili alla chimica più che all'industria mineraria. Il primo vero forno
è qui al Ziele. I primi forni sono al Ziele e sono, le vedremo ora man mano che andiamo giù, nella parte destra del fiume. Ricordatevi un'altra cosa e vi domandate perché c'è il museo minerario a Santa Fiora? Perché Selvena, Castellazzara, diventa comune libero nel 1915, ma fino allora era Santa Fiora, diciamo comune di Santa Fiora, ma soprattutto contea di Santa Fiora, perché la contea con Garibaldi, tanto per sintetizzare la faccenda, è diventata italiana, perché prima era uno stato da sé. Diciamo che siamo già in epoca moderna, siamo alla fine dell'Ottocento, non è che lo stabilimento era già in queste condizioni, però entrando, questo è proprio l'ingresso della miniera del Ziele. Questa qua su è la villa Rosselli, poi dopo approfondiremo anche questo discorso. Quando io sono arrivato alla fine degli anni puntini, comunque sarà stato il 77-76, era ancora non depredata. Questa è una villa che era in stile Liberty, chiaramente i proprietari delle miniere sia di Abbadia e del Ziele usavano comunque architetti o tecnici di livello, quindi le cose non erano mai costruite banalmente, erano sempre di ottimo livello. L'ingresso dei pianesi era questo, Sì, vabbè, certo. Sì, Liberty, è nata Liberty, aveva degli elementi Liberty, ora c'è rimasto poco, c'è rimasto un pezzettino di ringhiera, e dentro c'era la ringhiera, i mobili, tutto depredato tutto. Stesso stile anche quelle? No, quelle sono degli anni successive? sì, molto successive. Qui stiamo parlando prima della seconda guerra mondiale. La bonifica che è avvenuta sia al Ziele che al Morone e in una piccola parte a Badia, ancora a Badia manca tutta l'altra parte di bonifica, qui ha previsto per esempio, non perché era inquinato dal mercurio, ma perché era in condizioni statiche al limite del crollo, gli uffici, che era un palazzone, si vede dalla foto lì entrando, un grosso palazzo qui dentro, qui sopra. Sul tetto c'era la sirena, la corna, che è quella che vedete a Badia sulla scala recuperata dalle materie. Qui c'è la corna? Sì, certo. La sirena è quando salite nel museo, quello che è chiuso ora a Badia, al primo piano, quella lì è la sirena del Ziele, la corna del Ziele. Pezzata di documenti, la pezzata di documenti. Documenti, fogli, carte, c'è l'archivio del Ziele, bene ricordarselo, è stato recuperato da terra. No, che però facevo anche Allora, lo dicevo prima Marco, mi pare, cioè le miniere, specialmente quelle di mercurio, diciamo che non sono state aperte e poi hanno cominciato la produzione e hanno chiuso. La miniera in se stessa, sia una miniera di rame, di diamanti, di mercurio, è una continua evoluzione, cioè chi dice, come all'inizio si pensava, che il minatore o comunque chi ha lavorato in miniera è comunque un lavoro solo di fatica, eccetera, no? Perché vi dico solo un aspetto diciamo umano-psicologico. Quando abbiamo cominciato a registrare i racconti dei minatori, dei vecchi minatori,
proprio alla fine degli anni 70, cioè, c'era una specie, ora io sintetizzo concetti per non farla tanto lunga, una specie di vergogna a dire io sono stato minatore. Ci siamo? Perché era come se chi lavorava in miniera era un operaio, diciamo, di fatica rispetto magari a chi era in segheria dagli sbrilli che sapeva mandare la macchina, una pialla, una topia, eccetera, no? Tanto per condensare un concetto. Invece man mano che la ricerca, prima archivistica e poi si sono messi insieme i pezzetti di storie umane, si è costruita questa idea, è venuto fuori, e questo è certo, che il minatore o chi lavorava in miniera, ai forni o altre cose, ha affrontato nella propria vita un ruolo di alta specializzazione, ma di altissima specializzazione. Chiaro il concetto? Perché chi lavorava qui doveva avere conoscenze elettriche, meccaniche, di falegnameria, di sicurezza. Io cito sempre la frase mi porò babbo: un cugno ti salva la vita. Un cugno, avete capito che è un cugno? Una zeppa. No? Una zeppettina, no? Una zeppettina, una zeppetta ti salva la vita. Quando lavoravo, lui prima di morire l'ho fatta la casa da solo e aprivo un muro e dicevo: papà, ma non è che ci casca nel capo, mettici un cugnetto, una zeppetta sotto un sasso, dice un cugno ti salva la vita, nel senso che c'è la capacità del minatore. Quindi alla fine siamo arrivati veramente alla conclusione per dire che chi lavorava in queste miniere era una persona di altissima specializzazione, e per questo che deve venire fuori una grande come dire, un grande piacere a dire ho lavorato nelle miniere, cioè non esagerare, me ne vanto, per l'amor di Dio, però non ha fatto un lavoro semplice nella propria vita. Però, aspetta un secondo, però c'è un aspetto importante che è legato, diciamo, a una specie di segreto industriale dentro queste miniere. Siccome l'evoluzione e la corsa al massimo della produttività e soprattutto al minimo della dispersione di mercurio o di spreco in vario genere, ci siamo accorti durante gli studi e le produzioni di queste cose che il minatore che ha lavorato in galleria non conosceva quasi niente di come funzionava un forno, un fornaio non conosceva poco di quello che avveniva all'avanzamento, oppure chi aggiustava i locomotori non conosceva, che fra sé, fra le persone, solo di recente si è cominciato a capire il lavoro anche di chi ti stava vicino, eccetera. E questo non era, guardate, casuale. Posso dirti una cosa? Finisco poi, non era casuale, era sistematico perché si mantenesse anche un po' di segreto industriale fra le varie miniere, non solo quelle ametite, ma anche quelle diciamo estere. Per esempio nelle visite che ho fatto a Idria ancora mi dicono di com'era sto Cermak, perché loro ce l'hanno avuto ma non hanno ancora capito come funzionava. Sto a parlare del Cermak, noi lo Spirek Cermak, praticamente la stufa, quella che vedremo al Morone, almeno l'impronta, qui non ci so più da tanti anni. Ancora tutt'oggi, nonostante i progetti originali, nonostante che Attilio ci avesse perso tanti mesi, giorni della sua vita, eccetera, ancora tanti piccoli aspetti non si conoscono. Quindi c'era questa specie di nascondere un po' le tecniche e le tecnologie. Io ricordo che da ragazzino io, mio papà chiaramente lavora in miniera, e quando loro facevano sostanzialmente, chi lavorava in escavazione, un mese all'anno lo mandavano anche a Forni, sostanzialmente facevano un giro, capito? E per chiaramente come disintossicazione gli davano latte, che loro lo mettevano in una bottiglietta di vino che ci venivano al lavoro. Latte del vino. Sì, Ma mi chiaramente confermi quello che stavo dicendo? La rotazione non era solo dall'escavazione per a Forni, però disintossicarsi, che erano no? officina, che elettricista, che tu c'era un bel dubbio. Però ho capito come? Chi era in escavazione, un mese all'anno andava anche a Forni. Scusa? Non so se era un Questo sì era per disintossicarsi, perché sì, questo soprattutto i primi anni rotavano eccetera, però con vantaggi produttivi Nei scarsi. primi anni di vita della miniera della Badia
fu fatta proprio una vera e propria rotazione tra minatori e fornai, ma come diceva lui ebbe scarsi risultati perché primo quelli che lavoravano in galleria si trovavano fuori ambiente, si trovavano spaesati, guadagnavano meno e quindi proprio non ci volevano venire, preferivano sotto. Ma al di là di questo io volevo intervenire su quello che aveva detto prima lui riguardo alla tecnologia del mondo dei minatori rispetto ad altri settori. Io ho vissuto la fine della miniera e poi sono andato a finire nel mondo del legno. Pur avendo trovato delle macchine di concetto avanzatissimo, macchine a controllo numerico, in realtà la tecnologia che era in miniera era 100 anni avanti a quella del mondo del legno. Garantito. Fernando ha detto una cosa giusta, quando io sostengo, ma questo l'ho scoperto anche io dopo anni, perché per dire, parlando con Fumei, che era penso uno dei tecnici più preparati, eccetera, Matematico di alto livello. matematica, lui non conosceva, no, nei colloqui che io ho avuto, ma con Fumei o con altri tecnici che ora sono morti, eccetera, in questi ultimi anni, mi accorgevo che non conoscevano altri aspetti della miniera. Forse solo il direttore riusciva ad avere una visione più complessa, ma anche lui poi si affidava, quindi questa cosa che dicevo prima di, tra virgolette, di segreto industriale è palese, è emersa dopo anni e dopo lo studio di carte. Quello che dice lui è un altro aspetto importante che conferma quello che vi dicevo su all'ingresso della miniera e lo riconfermavo ora. Chi ha lavorato in queste miniere per anni ha pensato di aver fatto un lavoro di scarsa qualità e invece chi è uscito dalle miniere che si è messo a fare il fabbro, il falegname, cioè con poche, muratore, cioè in questi ultimi decine d'anni dalla Miata sono usciti fior di carpentieri, fior di meccanici, fior di metalmeccanici, fior di falegnami, cioè evidentemente questa tradizione tecnica che la miniera, dalla falegnameria all'avanzamento, all'esplosione, a come non ti fa scoppiare un candelotto di dinamite in faccia, dico, produceva manodopera, è una tradizione proprio che si sta perdendo purtroppo, ma le stesse serre all'inizio, serre o le industrie della Val di Paglia all'inizio hanno utilizzato questi personaggi ed erano tutti altamente qualificati, diciamo tutti ingegneri, chiaro? E questo è importante che voi nei vostri racconti lo diciate, perché non è che qui si veniva a zappare come si va a raccogliere i pomodori, non è così. Cioè, fierezza di questo mestiere, fierezza perché era di alta responsabilità, di alta tecnica e conoscenza di tecnologie di produzione, anche se fra loro separate e tuttora siamo nella fase di studio di ricostruire questi pezzi. Per Abbadia un pochino più avanti perché c'è stato più investimento nella ricerca, per Ziele molto meno da questo punto di vista, sto parlando dello studio degli archivi perché queste cose le percepisci quando cominci a leggere i documenti, le cose. Morone ancora meno, sì, insomma siamo in ritardo ma il tempo ce n'avete davanti. Avendo lavorato con ex minatori confermo quello che hai detto, il bagaglio di esperienza di loro era nettamente superiore, c'erano veramente Il minatore non era, come dico io spesso quando fa le guide, il bischero sciolto messo qua dentro. Chiaro, questo ora vi spiego. Può sembrare banale questa cosa che vi dico, la sottolineo, dice ma perché questo sottolinea questo aspetto? Perché all'inizio c'era difficoltà addirittura a intervistare la gente e mi pare babbo lo stesso, nonostante che ma racconta Massima, come dire, una specie di... Perché a casa non ci portavamo niente noi, non so, non ci portavamo né il buono né cattivo. ecco, non so, c'è una Prevalenza era cattivo, però a casa non ci portavamo niente. Una specie di rifiuto, cioè questa fierezza di questo mestiere, come miniera, come escavazione ha finito presto proprio La produzione. bacino di Banco dei minerali. ecco, il bancone in sostanza, l'ha finita presto.
nel momento in cui è stato scoperto altri banconi, altri filoni sotto i terreni delle solforate. Le solforate sono divise, vi sintetizzo un po' il concetto, fra due proprietà, fra l'altro. A volte si bussavano con la galle, no io so degli Schwarzenberg, no io so del Ziele, per dire, no? Aiutami perché io poi le cose passano l'anni, no, ecco, me le ricordo dopo tanto. A un certo punto chiaramente non potevano spostare i forni e tutta l'attrezzatura che sta intorno ai forni, che non è solo i forni, le officine meccaniche, le officine elettriche, le falegnamerie, i calcinai e compagnia bella. E quindi hanno dovuto trasportare il minerale al Ziele, prima con una teleferica di cui purtroppo non si ha traccia, almeno per quello che io so, ma neanche documentaria. E va detto che mentre gli altri archivi, specialmente della Badia, io mi ci sono dedicato, e mio fratello ci si è dedicato, e lì giornale, perché devi stare lì a sfogliare foglietti, quaderni, libri, eccetera, anche se a Badia l'archivio è più tedesco, questi segnavano anche se compravano un chilo di chiodi, quindi trovi cose. Al Ziele era un pochino più mediterraneo l'archivio, quindi è più difficile trovare queste cose, però è anche vero che c'è un oceano davanti. Chi avesse voglia e tempo di indagare sull'archivio del Ziele lo può fare, perché tante cose sono ancora da scoprire, nei prossimi anni verranno fuori queste cose. Comunque in questo punto qui arrivava la teleferica dalle solforate e portava minerale dalle solforate. Era una teleferica, evidentemente gli dava problemi, per cui a un certo punto decidono di trasportare il minerale nel sottosuolo e viene aperta la Emilia, una galleria praticamente in bolla come tutte, ma insomma questa in particolare, e da qui arrivava il minerale. Questa era la quota Emilia, che era la quota più alta dei forni, poi lo vediamo. Ma prima ancora delle escavazioni delle solforate, in questa miniera, sto parlando diciamo, di una datazione intorno alla metà dell'Ottocento, e in alcune vecchie foto del Ziele si percepisce qualcosa che era rimasto, quando ancora, ricordatevi che la scossa elettrica, l'energia elettrica è un'invenzione piuttosto recente, se ci pensate, e questo ha comportato tante migliorie nelle miniere di tutto il mondo, perché finché non c'è energia elettrica, finché non si può trasportare energia dentro una galleria, tutto diventa più difficile. C'era il vapore prima, e in alcune foto del Ziele si capisce probabilmente che intanto l'argane andavano a vapore. Questo sia il pozzo Raffaello, qui sotto c'era il pozzo, come si chiamava? Questo qui nell'angolo? Se lo ricorda nessuno? Emanuele. Non lo registra queste defianze, No, perché ormai si svaipano, ma Io registro tutto Post Italia. nell'officina meccanica c'era un pozzo Emanuele, e da qualche vecchia foto si vede ancora qualche, per esempio quando c'è una cipiniera vicino a un pozzo, questo lo vedete soprattutto se sfogliato o avete occasione di visitare miniere inglesi. Nelle miniere inglesi c'è sempre il camino e il pozzo e lo stantufo del vapore. Praticamente andava a carbone, col carbone mandavano la caldaia, o la caldaia e il vapore, e quel vapore ci sono alcuni ancora l'hanno salvati, bellissimi da vedere. Il Ziele sicuramente ha usato questo tipo di energia per le pompe, per tirare via l'acqua dai livelli più bassi e per mandare l'argani, sia qui che nel pozzo Raffaello. Alcuni edifici, quelli che non so in che condizioni sono, perché è diverso tempo che non ci vo, sono stati lasciati, si vede proprio l'impronta praticamente del locale caldaie intorno al pozzo. Quindi siamo ancora prima, okay? Siamo in un'epoca importante. Quando ho detto che il primo sito veramente industriale della Miata è questo, soprattutto da quando ci affacceremo giù vedremo che cosa intendo, perché non è questa miniera è nata con i forni Spirek o Cermak Spirek, è nata con dei forni prima, probabilmente un Caillot, un Haner, non si sa bene. Io poi vi dico ora quando scenderemo laggiù, perché penso sicuramente che
quell'edificio giù in fondo è l'edificio più importante di tutta la miniera del Ziele. E qui personalmente critico che si faccia investimenti su altre cose senza invece andare a salvaguardare il cuore della miniera del Ziele, che è l'edificio quello al di là del torrente. Ci arriveremo dopo. Quindi Perché scusa Saro, ogni volta che cambiamo tecnologia di forni abbattevano quelle precedenti e ci mettevano sopra, mai lasciavano... ma probabilmente magari ci potevano fare anche la casa di lui, voglio dire, non è detto, no? Ecco, laggiù Però, sono ecco, il diventati sito dei forni uffici. rimaneva sempre quello. Ora ci arriveremo, sono diventati uffici, ma durante la bonifica i pavimenti sono di una lastra, c'è una lastra di acciaio di un centimetro o due, quindi cioè, uno perché mette una lastra di acciaio in un pavimento? Non mi risulta. Ora quando si fa gli impianti con il riscaldamento a terra ci si mette una lastrina sopra, ma per altri motivi, quindi evidentemente era un forno. Nello studio di questo tipo di forni io l'ho anche ridisegnato, in qualche libro c'è uno schema di questo forno, una specie di stanze su stanze dove penso che era più Mercurio che li scappava via. Però comunque, siccome sappiamo che il metallo, il peggior nemico del mercurio è l'acciaio, dove non si amalgama, no? Poi il resto si l'amalgama quasi tutti i metalli. Loro si salvavano con l'acciaio e le perdite sul sottosuolo avevano trovato il sistema evidentemente di metterci una lastra d'acciaio in modo che poi lo spazzavano, lo raccattavano, e poi le tecniche erano queste, non è che erano troppe di più. Quindi probabilmente laggiù che va fatta attenzione. Quindi quando siamo in questo piazzale dobbiamo capire che il gruppo del Pozzo Raffaello lassù con l'Argano e l'Emanuele, questa era la cosa, diciamo, probabilmente fino alla fine dell'Ottocento questa miniera ha avuto questo aspetto. Altre case, abitazioni, perché era un po'... questo è veramente un villaggio minerario, a differenza di Abbadia. Anche il Morone in epoche più recenti è un villaggio minerario, ma a differenza di questo sito dove la gente ci abitava anche, ci stava anche di recente, ci si è sposata, cioè, a differenza da Badia che invece è ascrivibile a una frase, gli inglesi li chiamano company town, dove la company, dove l'industria è proprio dentro il paese, a Badia è proprio compenetrata più o meno, dove non c'è necessità che lo spaccio alimentare, si diceva prima, no? Queste forme di protosocialismo, comunque di aiuto alla classe operaia funzionassero, non c'era bisogno che a Badia lo spaccio fosse stato dentro lo stabilimento, a Badia è lì vicina. Qui invece so perché chi l'ha raccontato, me lo dicevano anche loro prima, la bottega alimentari, bar, la caserma, quando dico caserma non dei carabinieri, la caserma dove dormivano. Questo rudere qui davanti, che all'ultimo è diventato, se non mi ricordo, spaccio bar, no? Dove sotto c'è la cantinetta, che poi è la Sara, l'altra galleria. Quella non era cantinetta. No, era diventata la cantina del vino alla fine. Io ci ho trovato le damiciane, vedrai. Però era la Sara, intitolata Sara Nathan, poi se leggete qualcosa. Era una galleria di un altro livello, prima dell'Emilia, probabilmente, non me lo ricordo se veniva dai livelli del Pozzo Raffaello. Però nelle vecchie carte c'è scritto caserma, quindi probabilmente c'era delle stanzoni sopra dove i minatori almeno tutta la settimana, poi la domenica magari ritornavano, non lo so, chi abitava a Piancastagnaio o a Castellazzara, ma ci sta che fossero stati anche dei minatori che magari venivano dal Grossetano, per cui stavano qui e dormivano qui in sostanza. Ecco, quindi il Ziele è veramente un villaggio minerario nel vero senso della parola. Le distanze che oggi possono sembrare corte, ma insomma, che arriva a Piano non è che è una passeggiata leggera o a Castellazzara o a Santa Fiora. Parliamo di una produzione a ciclo continuo, quindi 24 ore su 24. Sì. Il forno, spegnere un forno, cioè oggi Nando mi potrà aiutare, ma insomma, spegnere un forno, un rotativo, già un forno a piatti è già complicato, cioè meno complicato, ma spegnere un forno Spirek, che poi lo vediamo, ci sono laggiù
qui e al Morone ci sono i spire che sono i due elementi per cui la nomination dell'UNESCO ha puntato gli occhi, cioè non ce ne sono altri in Europa, sono rimasti solo qui al Ziele e al Morone. Anche l'estrazione comunque 24 ore su 24. Quindi. Allora, dipende dai periodi di produzione. Normalmente venivano fatti, almeno si legge, 2 turni di produzione e un turno di manutenzione e di aggiustamento, però in certi momenti in cui la produzione richiedeva è stato lavorato anche su 3 turni, però anche qui bisognerebbe andare lì sempre a vedere, ecco. Normalmente sono 2 turni. Detto bene? sai, Ti risulta, sì, no? O in epoca recenti no, i 3 turni non l'hanno più fatti. Questo fino ai 59 a Badia hanno fatto i 3 turni. Sì, però il terzo turno notturno non era di produzione. Sì. E vedi, ecco, io ho notizie. Il mio ecco, babbo faceva sempre che poi lavoravano anche 6 giorni a settimana, era sempre all'avanzamento. No, che andavano all'avanzamento, sì, ma fa conto rotavano la sparata rispetto alla pulizia della miniera e poi il turno notturno lo facevano. Certo, Ecco, in genere certo. per la manutenzione non è che andavano lì a spazzare, dico armavano più che sparavano, ecco. Comunque, Però, scusa, sì. per quanto, se no mi passa di mente, per quanto riguarda lo spegnimento dei forni, anche con i forni rotativi era un problema, perché? Perché a alta temperatura i materiali dilatati e poi... ci stava arrivando ora. Ah. Allora, anche qui capite quanto è complesso anche raccontare le miniere. Non siamo più come siamo partiti, io penso che basta zappare e portare via. Allora, questa miniera del Ziele è molto più asciutta rispetto alla miniera di Abbadia, perché il filone a Badia, dove sono i nostri geologi, a Badia il minerale si trova quasi sempre, diciamo, mischiato in terreni argillosi. Va bene? Dico una boiata, più o meno, sintetizzo, lo so che è più complessa la cosa. Chiaramente se te butti il minerale di argilla dentro un forno, lo cuoci e poi lo spegni, che succede? Ti si incastra, ti ci vuole la dinamite per riaprirlo, perché chiaramente si diventa un blocco unico. Qui al Ziele il minerale scavato, specialmente quello delle solforate, che è tutto su calcare, quasi tutto, è più asciutto, quindi probabilmente i rischi che diceva Nando di bloccare proprio il forno sono minori, però il forno non veniva spento. Quando veniva spento un forno verticale era un guaio riavviarlo. Toccava fare delle operazioni di pulizie complesse in sostanza. Ho chiarito la situazione. Vi ricordate quando si parla vi ricordate la crisi di Piombino eccetera? Non so se avete letto hanno spento l'altoforno. Se spegnono l'altoforno di acciaio devi buttarlo via, cioè milioni di euro buttati via. O a Taranto, non so se avete letto, hanno spento l'altoforno. Non è uno scherzo, perché anche lì funzionava sempre con questi strati. Ora tecnica più complessa, più raffinata, però se spegni un forno sei nei guai.